Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati in questo martedì, amici delle stelle, pronti insieme a me, insieme a Maria, ad andare a scoprire le novità del giorno. Sarà una giornata spensierata, allegra, divertente, malinconica. Andiamo a sentire di più insieme alle stelle di Radio.0. Pronti per le novità? Ariete, iniziamo come sempre, come al solito da voi. La luna in sestile a Marte preannuncia una mattinata entusiasmante e vivace, l'avevamo detto. Sensazioni e sentimenti intensi per voi da esprimere appieno, trasformandoli magari in risorse. Oggi il divertimento è garantito. Toro, il vostro martedì procede e deve procedere sfruttando l'innato buonsenso in materia di economia, che vi terrà al riparo da possibili errori di valutazione in giornata. Elasticità, flessibilità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per raggiungere i traguardi sperati. Sfruttatele a pieno. Gemelli, oggi mettete all'angolo la malinconia voi, preparatevi a vivere intriganti sorprese, facce e luoghi nuovi saranno un balsamo per l'umore, lo sappiamo, vi aiutano. I nodi non si sciolgono su due piedi invece, ma una rinnovata fiducia potrà rivestire tutto di una luce diversa, un nuovo punto di vista. Amici del Cancro, protagonista per voi la luna che si fa sfuggente ed elusiva oggi, depositaria però delle vostre emozioni se le porta via. Senza motivi apparenti avvertite quindi un turbamento nel cuore che però svanirà presto, tranquilli. Esigenza invece di interiorità che si esprime anche a livello fisico, la sentite? Date spazio quindi al relax, magari a qualche lettura interessante. Leone, a voi attende una giornata spensierata e allegra, come il vostro stato d'animo. Successo in società con affari che vanno a gonfie vele nel mare. Appuntamenti, visite, telefonate e messaggini affettuosi in più vi aspettano. Per qualcuno una lieta novella. Un amore, ad esempio, torna dal passato per diventare un dolce presente. Siete pronti? Vergine, anche per voi protagonista il passaggio della luna dai Gemelli al Cancro, che però a voi mette in subbuglio il cuore e la testa fuori gioco, un grande caos, insomma, preoccupazioni lavorative in più che interferiscono sul rapporto sentimentale, meglio non mixare le due cose, almeno oggi lasciate fuori tutti i problemi. E parliamo ancora di cuore con gli amici della Bilancia. Oggi per voi l'amore però non è una pena, una gioia del cuore da vivere con spensieratezza senza pensare al domani. Vivetelo tutto oggi. Mostrate poi al mondo le vostre qualità, diplomazia, flessibilità, sono le vostre carte da giocare. Non sarà difficile riscuotere la vostra fetta di successo. Perfezionismo e capacità organizzativa per i nati sotto lo Scorpione. Queste troveranno soluzioni rapide a piccoli problemi pratici in giornata. Non trascurate però i rapporti interpersonali, cercate di essere diplomatici e concilianti, consigliano le stelle, così non susciterete quelle solite gelosie e rivalità. Sagittario, e ritorna la luna verso Nettuno questa volta, che crea qualche ostacolo o delusione nella vostra giornata inevitabile. I settori presi di mira sono viaggi, comunicazioni e affetti, quindi attenzione, attingete a piene mani alla vostra riserva di positività e superate questo momento di stasi. Coraggio! Capricorno, protagonista alla carriera per voi, richiede tutta la vostra attenzione perché qualcosa non gira oggi nel solito modo, o forse siete voi che siete un po' distratti, un po' troppo. Un buon momento quindi per fare ordine nella vostra giornata. Nel tempo libero prendetevi invece più cura di voi stessi perché vi siete un po' trascurati, voi e le vostre esigenze, è il momento di recuperare. Giornata da trascorrere in ottimismo e allegria per gli Acquario, nuove conoscenze e iniziative entusiasmanti vi attendono, in amore, passione e romanticismo preannunciano confetti. Felici? Eventi culturali, allegre riunioni con gli amici, concerti, spettacoli, eventi assolutamente da non perdere, non mancate. E chiudiamo con i nostri pesci. Per voi disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni, irrequieti siete tra passioni che ritornano e il timore di abbandonare le sicurezze per qualcosa di vago, ma datevi un po' di coraggio. In società invece non indulgete al piacere di stupire a tutti i costi, perché gettereste soltanto ombra sulla vostra immagine, quindi fate attenzione. Ed erano queste le nostre novità insieme alle stelle, noi vi aspettiamo domani ancora per una giornata tutta da scoprire qui con noi. E intanto a tutti un buon martedì e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0